Anno strepitoso per il tiro a segno nazionale di Agrigento, che ritorna dai campionati italiani di Bologna con il titolo di campione italiano 2022 fascia B. A conquistare la medaglia d'oro è stata Fatima Zappalà nella specialità pistola sportiva a 25 metri. Dopo una stagione incredibilmente positiva, l'atleta ha dominato in tutte le gare regionali di qualificazione ad aria compressa a fuoco, conquistando anche i titoli di campionessa regionale federale in entrambi la specialità, qualificandosi nelle prime posizioni alla finale dei campionati italiani assoluti di tiro a segno che si sono svolti a Bologna dal 20 al 23 settembre. Allora, intanto è già stata per me una soddisfazione gareggiare con ragazze, comunque le mie rivali, tra virgolette, che comunque questo lo fanno per mestiere, quindi gruppi sportivi dove lo fanno H24. Io invece mi ritrovo a ritagliare del tempo al lavoro, alla famiglia, alla mia bimbetta che mi sopporta mentre mi alleno. È stato già un traguardo, anche per questo mi sento di dire non bisogna mai arrendersi. Qualsiasi cosa basta impegnarsi per ottenerla e tenerla in mano, quindi questa medaglia è la gratificazione di tanti sacrifici, soddisfazione sicuramente, e poi mi ha fatto impazzire il fatto che mi sono ritrovata vicino persone che non mi aspettavo, clienti, amici, familiari, e subito mentre ero ancora in pedana ho ricevuto la chiamata dalla presidente Antonella Attanasio del CONI regionale. La stessa cosa ho ricevuto questa bellissima telefonata dal presidente regionale, perdonatemi, dell'UITS, l'Unione Italiana Tiro a Segno, telefonate che non mi aspettavo, quindi questa medaglia d'oro mi fa capire si può fare, sempre, comunque, nonostante tutto ce la facciamo. Classica domanda, progetti futuri? Stiamo già iniziando per il prossimo campionato nazionale a Palmi, giorno 15 ottobre, infatti non ci si ferma mai, ci si allena, e anzi quest'anno voglio aggiungere un'altra disciplina sempre a fuoco, che sarebbe la pistola automatica, e mi sto già allenando per quest'altra disciplina. Ricordiamo dove lei svolge quotidianamente gli allenamenti, il luogo anche per gli altri che vorrebbero magari seguire le sue orme. Allora, mi alleno al tiro a segno, il poligono che si trova sulla strada che porta verso Caltanissetta, sulla strada tiro a segno nazionale Agrigento. Lì ci si può iscrivere come una normale palestra e poi ci si va a rilassare, perché per me quello è un centro benessere. Si può sparare anche senza avere il porto d'armi, tranquillamente, basta un'iscrizione.